un'interessante iniziativa culturale dell'Associazione Storia Patria Agrigento. Oggi si discute di questo autore, di questo scrittore che è Sol. Il Cusumano, l'autore del testo, presenta una tematica affascinante, la ricerca di se stesso. La ricerca di se stesso apre una prateria sterminata ed insidiosa, perché risolleva tutte le fasi che hanno caratterizzato la vita di un uomo che nel finire della propria esistenza cerca la radice della propria esistenza, cerca se stesso. Improbabile, diciamo, la buona riuscita di questa intrapresa, perché chiaramente grandi scrittori tipo James Joyce con l'Ulisse, o Aspettando Godot, o Alla ricerca del tempo perduto, o Hermann Hesse con Siddhartha, hanno cercato nella sterminata ipotesi, nelle sterminate sfaccettatura della propria vita, di cercare di trovare il senso della propria vita, il senso della propria esistenza, il senso della propria origine. L'autore ha affrontato questo tema con molta maestria e contrariamente alle abitudini di altre associazioni, ho curato di andare a Caltabellotta, che è il paese di provenienza di Cusumano, per respirare la stessa aria, per respirare le stesse sensazioni, per respirare le stesse visioni, gli stessi panorami e gli stessi scorci che hanno, diciamo, fatto in modo che venisse l'ispirazione di questo testo. Abbiamo trasformato tutte queste pulsioni in convegno e speriamo di riuscire nell'intrapresa. Si discute insieme a qualificati operatori culturali. Sì, oggi abbiamo ad Argisa Monreale, Patrizia Camera, c'è lo stesso autore naturalmente, Calogero Brunetta, che è il presidente della Società Agrigentina di Storia Patria. Sono, diciamo, tutte dei tasselli di una importanza abbastanza elevata, che fanno di questo convegno un qualificante momento di cultura agrigentina. Lei partecipa a questa interessante iniziativa su cui si discute di Sol. Sì, Sol è un romanzo particolare, un romanzo complesso che si inserisce nel filone di cui i protagonisti più grandi sono Umberto Eco col Nome della Rosa e Leonardo Sciascia. Questi due autori sono accomunati dal fatto che scardinano i generi letterari. Le loro opere non sono soltanto romanzo, ma sono anche saggi, sono testi filosofici, pur nelle diversità dei generi. E lui scrive questo romanzo complesso, scardinando altrettanto le categorie letterarie solite e convenzionali, e quindi risulta un romanzo con varie componenti che invita soprattutto alla meditazione filosofica. Ecco.